tutti gli ascoltatori della web TV Esplora Ame. Siamo ad un'altra intervista, un altro approfondimento qui nell'hub di Cittafiera, nell'hub del percorso dell'amore di Giulietta Romeo, del quale noi come Esplora Ame siamo anche in partnership, e io ho il piacere e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, l'assessore ai grandi eventi, al turismo e alle attività produttive Maurizio Franza del Comune di Udine. Buongiorno Maurizio, benvenuto qui con noi. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. E col quale voglio proprio approfondire un attimino il discorso proprio del percorso dell'amore, perché il 26 febbraio di quest'anno, giorno nel quale fra l'altro cadeva proprio l'anniversario, perché era il 26 febbraio del 1511 quando Lucina e Luigi si sono conosciuti, i nostri Giulietta e Romeo, no? C'è stata l'inaugurazione della panchina, perché Udine ha la panchina dell'amore, fa parte proprio del percorso. Ecco, questa scelta del comune, no? Di aderire al percorso, una scelta strategica, una scelta anche a livello turistico significativa. Voi ci avete creduto da subito? Beh, senz'altro dal punto di vista turistico è una bellissima iniziativa, però anche dal punto di vista storico, perché Udine ha le carte in regola, in quanto proprio il 26 febbraio del 1511 si sono conosciuti questi due grandi amanti che hanno poi celebrato una delle più grandi storie d'amore, grazie anche a Shakespeare che poi l'ha immortalata, e grazie a Verona che senz'altro ha fatto conoscere tutto il mondo. Però noi sappiamo, grazie allo studioso inglese che ha fatto degli approfondimenti su questa cosa qua, che la storia vera si è salvata proprio in Piazza Veneria, dove adesso noi abbiamo questa bellissima panchina di Giulietta e Romeo, e ringrazio gli architetti Borella che hanno realizzato questa bellissima opera, che poi, come sappiamo, è presente, verrà presentata in altri 20 comuni della nostra regione, ma anche in molti comuni del Veneto, per arrivare fino a Verona. Quindi un percorso turistico legato anche alla bicicletta e alla pista ciclabile all'Alpe Adria, che ogni anno calamita decine di migliaia di turisti dalla vicina Austria, quindi questo è un grande fattore turistico. Ma ripartiamo dalla storia di Romeo e Giulietta, quindi da Lucina Savognan e da Luigi da Porto, che si sono conosciuti in questo ballo nel palazzo che ora non c'è più, nella piazza Venerio, però lì si è celebrata questa storia che poi, come dicevo, è stata immortalata dal grande William Shakespeare. Quindi è una grande opportunità per la città di Udine, ma per l'intero territorio della nostra regione, perché attraverso l'amore, di cui ne abbiamo estremamente bisogno, visto anche i tempi che stiamo vivendo, perché io penso che l'amore sia importante in tutte le sue sfaccettature, e che soprattutto sia importante perché abbiamo bisogno di positività, di serenità, e quindi il messaggio che noi vogliamo lanciare è questo: venite a Udine, che è una città stupenda dove stiamo facendo tutta una serie di iniziative, ma senz'altro questa si colloca ed è in un percorso particolare che è quello dell'amore a cui tutti tendiamo. Tra l'altro non ci sarà solo la panchina, no? Perché la panchina è la prima installazione, ma poi ci sarà proprio un percorso storico, state costruendo con gli architetti di Borella, no? Con questa cartellonistica, Sì, dovrà essere posizionata in questi giorni, perché per quanto noi ci stiamo sforzando di far conoscere la vera storia di Romeo e Giulietta friulane, molti ancora non lo sanno, e quindi anche la cartellonistica, assieme a tutti gli altri sistemi di comunicazione, sarà importante per far conoscere la vera storia, come ringrazio anche voi che ci date una mano e un contributo nel far conoscere a tantissimi visitatori potenziali quella che è una storia importante, che riguarda la storia di Udine nel nostro Friuli, che riguarda le casate storiche friulane e venete, ma soprattutto, come dicevo, una grande opportunità dal punto di vista turistico, perché noi quest'anno possiamo dire che con soddisfazione il Comune di Udine, guardate, non dico quest'anno, sto sbagliando perché parlo del 2021, prima dell'ondata di nuovo della pandemia avevamo avuto flussi molto importanti di turisti grazie proprio a questa pista dell'Alpe Adria, che ormai viene sempre di più utilizzata perché arriva fino alle nostre comunità balneari, insomma, parte qui dall'Austria, da Tarvisio, ma arriva
a Grado e a Lignano, e soprattutto grazie alla grande diffusione delle bike, quindi delle bici assistite, sono uno straordinario mezzo di comunicazione, un mezzo per muoversi, ma un mezzo per vivere in maniera slow quello che sono le bellezze del nostro territorio. Ecco, ed è bello poter dire appunto che si può parlare d'amore, amore come dicevi tu, in tutte le sue forme, quindi anche amore per la propria terra, amore per la propria regione, per il proprio comune, per le iniziative che si fanno, per il proprio lavoro. E tra l'altro Udine è capitale dell'amore. Come è nata quest'idea? Questa idea in realtà è nata molti anni fa, insomma c'è stato anche un gemellaggio con Verona, proprio perché l'allora presidente della provincia di Udine Fontanini aveva fatto un accordo con l'allora sindaco di Verona, con Tosi, per dire promuoviamo assieme il tema dell'amore, un tema legato alla storia di Romeo e Giulietta, ma che va al di là di questo, perché l'amore è un tema universale che riguarda tutti noi, e quindi siamo orgogliosi che finalmente questo argomento possa essere portato avanti anche con iniziative che hanno una valenza turistica e che sono molto, molto belle, voglio dire, perché coinvolgendo una ventina di comuni della nostra regione. Adesso non li elenco tutti, ma parto da Tarvisio, arrivano fino alle località balneari, perché senz'altro ne dimenticherei qualcuno, ma vuol dire che c'è una condivisione su questo tema qua di tutto il territorio della nostra regione, e soprattutto è una cosa affascinante che senz'altro farà da richiamo turistico, assieme a tutte le altre iniziative che noi abbiamo in piedi, perché ricordo e approfitto per parlare anche delle iniziative che abbiamo nel comune di Udine. Io proprio volevo approfittare, mi hai portato via le parole di bocca, perché averti qua è un'occasione golosa proprio per sapere, anche approfondire le iniziative, perché innanzitutto io vorrei fare un piccolo focus sulla mostra La forma dell'infinito, che ha avuto un successo, si può dire, planetario, no? Ma proprio in questi giorni abbiamo chiesto prolungamento della mostra La forma dell'infinito, proprio perché a causa della pandemia c'era stato un allentamento nei mesi di dicembre e di gennaio, soprattutto dei turisti che arrivavano da fuori regione o dall'estero. Noi abbiamo fatto una forte campagna promozionale in Veneto, in Lombardia, in Austria, e chiaramente è stata in parte annullata dalla pandemia. E queste settimane qua invece stiamo assistendo a una vera corsa per accaparrarsi gli ultimi posti, perché comunque per potersi godere questa mostra, che al di là degli altissimi contenuti artistici, perché parliamo dei quadri dei più importanti pittori di fine 800 e metà 900, anche un contenuto filosofico e spirituale, quello della forma dell'infinito, della ricerca di ogni essere umano dell'infinito, importante, tant'è vero che tutti devono essere accompagnati dalle guide o dalle audioguide per spiegare quello che è il percorso che ci sta attorno a tutte le opere che vengono esposte. Questa settimana qua stiamo raggiungendo quasi le 5.000 presenze in una settimana, quindi un traguardo molto ambizioso che va anche al di là delle nostre aspettative. Adesso noi abbiamo, grazie alla disponibilità di gran parte dei musei, prolungato la mostra fino al 10 di aprile, anche se purtroppo dai musei russi abbiamo qualche problema, quindi alcune opere poi dopo il 27 di marzo non saranno disponibili. Però questo percorso pluriennale, perché abbiamo anche coniato un nuovo brand che si chiama Udine Grandi Mostre, proprio perché vogliamo entrare in un circuito artistico internazionale, e questa è solo la prima di una serie di grandi mostre. La seconda partirà a dicembre, andrà avanti fino ad aprile del 2023, sempre curata da Don Alessio Giretti, che ha una certezza in questo senso qua ed è il nostro ispiratore, quindi dobbiamo ringraziare il comitato di Leggio. Come dicevo, è una grandissima soddisfazione per noi, perché senz'altro contiamo di raggiungere il traguardo delle 50.000 presenze, che in un momento particolare, purtroppo stiamo vivendo, legato anche alle ultime vicende della guerra, insomma, è senz'altro qualcosa di positivo come traguardo. Ecco. E contiamo poi alle 100.000 presenze nell'arco di un triennio, perché ragioniamo sempre su logica pluriennale, perché gli investimenti che abbiamo fatto quest'anno non hanno ricadute solo nel 2022, ma avranno nel 2023, 2024, quindi guardiamo con ottimismo anche le future edizioni di questa grande mostra. Ecco, io allora approfitterei proprio per chiederti, visto che andiamo in prossimità della stagione estiva, voi sicuramente
avete già lavorato, state già lavorando, diciamo, al calendario degli eventi, delle iniziative del comune. Ecco, magari se ci puoi dare qualche anticipazione su quello che sarà, diciamo, che si prospetta a livello turistico, insomma, i progetti, i programmi, gli eventi, quello che avete in cantiere e che farete, o almeno quello che già, diciamo, già definito, perché vorrei ricordare che noi fino al 31 siamo in stato di emergenza, poi si spera che, insomma, dicono che finirà e speriamo che sia così, no? Perché sennò queste altalene poi anche per il turismo non fanno sicuramente bene. Allora, detto che tutto vada bene, che cosa ci proporrà il Comune di Udine? Come ingolosirà? Innanzitutto al fine di aprile ci sarà il Far East Film Festival, che è una manifestazione ormai consolidata che vede presenti i migliori film del sud-est asiatico con attori di grandissimo livello e che ha un grandissimo richiamo internazionale. Poi ci sarà Udine sotto le stelle, questa manifestazione che noi abbiamo fatto partire 2 anni fa, proprio per dare una risposta concreta agli operatori della città, soprattutto per dare la possibilità a chi vuole passeggiare in città tranquillamente usufruendo delle strade, perché ricordo che venerdì sera, sabato sera a partire da maggio e anche la domenica verranno chiuse le più importanti, principali arterie in piazza della città al traffico automobilistico e quindi verranno usufruite dai pedoni, dai turisti, quindi è un'iniziativa che ha riscosso un grande successo e che dà una risposta anche agli operatori della città, soprattutto ai bar e ai ristoranti. E poi proseguiamo con molte iniziative, dalla Notte Bianca che tradizionalmente noi facciamo assieme ai commercianti di Udine, che quest'anno vedrà non solo il concerto del risveglio alle 7 di mattina il 2 di luglio in Piazza Libertà con dei giovanissimi pianisti. E questo tra l'altro ha un successo perché sempre, è uno degli eventi che registra veramente. È un evento molto atteso anche perché è una cosa simpatica oltre che di alto livello dal punto di vista artistico, e poi ci sarà un concerto la sera sul castello, questo proprio per fare da richiamo a coloro che vorranno venire in città per usufruire dei saldi che partiranno il 2 di luglio. E poi le iniziative di agosto con molti concerti, sono una decina di concerti sempre in castello, e a settembre ci sarà naturalmente Florido, la nostra festa principale nel settore agroalimentare, ma che quest'anno vedrà anche un forte coinvolgimento degli operatori della città, perché ci sarà nel nuovo format della manifestazione, ci sarà una fusione fra Udine sotto le stelle, quindi fra gli operatori della città, e le Prolog, che invece sono le protagoniste di Friuli Do, con momenti anche culturali e con un concerto finale per chiudere in bellezza Friuli Do. Quest'anno poi avremo anche un'edizione di Ain Prosi che riteniamo e speriamo, auspichiamo importante, perché siamo riusciti 2 anni fa a portare a Udine questa manifestazione che ricordo porta qua i più importanti chef a livello internazionale, tutti i chef stellati, che non si è svolta il primo anno di pandemia. L'anno scorso abbiamo fatto una versione ridotta, quest'anno invece contiamo di fare un'edizione in grande stile, sempre naturalmente legata alla possibilità che gli chef, che ricordo arrivano da tutto il mondo, possano muoversi, ma siamo fiduciosi, insomma, perché il periodo dovrebbe essere verso il 20 di ottobre, e quindi sarà una 4 giorni dedicata all'alta cucina. E poi ci sarà, come dicevo, la seconda edizione, accanto a tutti i momenti sportivi, perché abbiamo la maratonina, abbiamo il Teleton, abbiamo 1000 iniziative di carattere sportivo, ma poi avremo la seconda edizione di questa grande mostra di Casa Calazzini che partirà in dicembre, e quindi questo sarà un po' il fiore all'occhiello della nostra amministrazione. E poi arriva per il 2023, perché gennaio 2023 è la fine del 2022 in qualche modo, e ci saranno gli EI, ossia gli giochi giovanili invernali olimpici, che vedranno protagonista la nostra regione nel gennaio del 2023, però la cerimonia inaugurale partirà da Trieste. Invece le premiazioni e la cerimonia finale saranno nel comune di Udine, quindi anche questa è una grande occasione per far conoscere a livello internazionale la città di Udine, ma anche l'intera nostra regione. E direi che quindi c'è tanta roba. Possiamo aspettarci, come si può dire, una
una stagione turistica, delle stagioni turistiche fino alla fine dell'anno frizzante, con tante cose. Ritengo di sì, anche perché non vi faccio l'elenco di innumerevoli altre piccole manifestazioni che abbiamo in programma. Queste sono le manifestazioni principali, ma poi noi abbiamo un corollario di avvenimenti sportivi importanti, ma anche di altre manifestazioni. Ad esempio stiamo cercando di organizzare per la Pasqua una Pasqua in fiore nelle principali piazze o vie della città di Udine, quindi degli addobbi floreali e la possibilità per tutti di vedere una Udine particolarmente attraente e fiorita e verde, visto che il tema green è sempre importante. Adesso è il momento proprio giusto ed è importante anche. Naturalmente tutte queste cose qua le stiamo allestendo, le stiamo organizzando, sono un work in progress, sono legate anche alla possibilità e alle restrizioni. Ci auguriamo che col 31 marzo queste restrizioni decadano e finalmente poter ragionare in termini di programmazione, perché voi capite le difficoltà che abbiamo a programmare con mille incertezze legate sempre a tutti questi vincoli. Anche perché magari uno si prepara, faccio questo, faccio quello, poi arriva il DPCM e decide che cambia tutto. Questo purtroppo è già successo perché negli anni scorsi, come dicevo, abbiamo dovuto annullare manifestazioni importanti, dalle Maratonina ad altre manifestazioni come lo stesso Prosit, oppure ridimensionare, oppure spostare nelle date, quindi questo ha creato tanti problemi dal punto di vista organizzativo. Bene, allora noi adesso ci aspettiamo la bella stagione, aspettiamo un po' di vedere tutte le novità e anche il fatto proprio del percorso. Vorrei chiudere un po' con questo, di questa panchina che sicuramente posizionata nella piazza dove è nato quest'amore, no? Può sicuramente attrarre, diciamo, turisti, non solo per i selfie, ma anche, come ricordavi tu, per la storia, quindi un Udine che comunque ricorda la storia, ha un'attenzione per anche il turismo e anche con tutti questi eventi, tutte queste cose, dà la possibilità comunque di essere viva anche, no? E si spera sempre meglio, insomma. Io ringrazio Maurizio Franza, assessore ai grandi eventi, alle attività produttive, e lo ringrazio di essere stato qui con noi, di averci dato questo spaccato importante anche sul turismo, quindi anche sulle prossime cose che il Comune, iniziative che il Comune farà per la nuova stagione. Ringrazio tutti voi che ci seguite e vi aspetto alla prossima puntata qui nel lab di Giulietta e Romeo per parlare ancora della panchina dell'amore e del percorso dell'amore in Friuli. Un buon proseguimento a tutti e grazie per averci seguito.